Decisive per i comuni veneziani al ballottaggio, dove tra 2 settimane si sceglierà il candidato sindaco. Attesa per Portogruaro e Spinea i 2 commissariati nel 2023. Ida al ballottaggio anche nei comuni di Noale e Scorzè, dove i candidati sindaci in entrambi i casi sono ex alleati. Tra 2 settimane il responso. Femminicidio di Giulia Cecchettin, fissata la data dell'udienza preliminare per Filippo Turetta. Il 15 e il 18 giugno il giovane sarà davanti al GUP per rispondere dell'accusa di omicidio premeditato, poi il processo. Le affidanze turistiche si estendono anche a interi palazzi comprati in blocco. Una raccolta firme obbligherà il comune a occuparsi della questione. Oltre alla sostenibilità ambientale, anche una sostenibilità sociale nei programmi delle 10 località balneari riunitesi al Summit del Mare per promuovere la crescita economica. Sono segnali preoccupanti quelli che arrivano dal settore manifatturiero veneto, strategico dell'economia regionale, oggi sempre più in difficoltà. Lo denuncia la CISL e lancia la proposta degli Stati Generali. Al via la settimana che porta alla Dunata Triveneta degli Alpini a Bibbione. Antena 3 racconterà giorno per giorno l'attesa e la preparazione all'evento. Sabato e domenica le dirette per raccontare la festa delle penne nere. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Prima di cominciare con le notizie, come di consueto vi propongo il quesito, il sondaggio, il cui esito andrà in onda questa sera a partire dalle 21 nella nostra trasmissione Ring condotta da Christian Arboit. La politica ancora in primo piano. Fratelli d'Italia vola in Veneto con il 37% dei voti e i colonnelli meloniani prenotano la presidenza della regione. Un messaggio chiaro alla Lega e a Forza Italia di Tosi. Hanno ragione? Sì allo 0422 16 26 69 1, no allo 0422 16 26 69 0. Esito dunque questa sera a partire dalle 21 su Ring in questa emittente. E dunque ancora la politica, elezioni amministrative, ore importanti per decidere eventuali alleanze nei comuni veneziani. Al ballottaggio andiamo a Portogruaro e Spinea, i 2 commissariati nel 2023. Una corsa elettorale, quella di Portogruaro, commissariata dopo la caduta a marzo 2023 dell'ex giunta Favero, piuttosto vivace, con 16 liste in totale a sostegno di 4 candidati, che vedrà sfidarsi ora al ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno il candidato di centrodestra Luigi Toffolo con il 39,50% delle preferenze e l'ex sindaco Antonio Bertoncello per il centro-sinistra, che ha ottenuto invece il 32%. Sara Moretto, Centro Civiche, invece ha ottenuto il 23,38%, mentre Alida Manzato, Civica, si è fermata al 5,11%. Questi saranno giorni decisivi per eventuali alleanze. Valuteremo per l'eventuale apparentamento 2 cose. Una, prima è il fatto che l'apparentamento verrà deciso da tutta la coalizione e quindi valuteremo insieme collegialmente questa decisione. Secondo, all'interno della coalizione di Sara Moretto ci sono persone che hanno mandato a casa il sindaco Favero ingiustamente, senza una particolare motivazione, e quindi per questo per noi sarà un problema. Noi adesso abbiamo i dati dei candidati sindaci, dobbiamo leggere i dati delle liste e vedere come muoverci nel ballottaggio. È troppo presto per dirlo, insomma. Sfida interessante anche quella di Spinea, l'altro comune del veneziano commissariato nel 2023 per dissidi interni alla maggioranza e il più popoloso. Gli elettori dovranno scegliere tra il candidato di centrosinistra Franco Bevilacqua in testa con il 46,9% e l'ex sindaco di centrodestra Claudio Tessari, che ha ottenuto il 30%. 23% per l'ex sindaca Martina Vesnaver, che ha corso con una propria lista e sostenuta da Forza Italia Democrazia Cristiana. Noi crediamo di avere una squadra, un gruppo molto affiatato e quindi di presentarci in leggero vantaggio, ma questo leggero vantaggio lo dobbiamo tenere ben stretto. Da oggi si ragiona insieme con la compagine di Martina Vesnaver, ma soprattutto con gli elettori che hanno dato il consenso a Martina Vesnaver, per cercare di riunire il centrodestra attorno a un unico obiettivo, che è quello di tornare a governare questa nostra città. Sfida al ballottaggio anche a Noale e Scorzè.
Da ex colleghi a sfidanti. Nella sfida a 4 annuale il ballottaggio sarà infatti tra Stefano Sorino, l'ex assessore dimissionario sostenuto dal centro-destra, che ha ottenuto il 36,38% delle preferenze, e la vice sindaca uscente Alessandra Dini, sostenuta da 3 civiche con il 26,73%. La vera battaglia però è stata proprio tra quest'ultima e il candidato Carlo Fascina, che ha ottenuto il 24,53%, meno di 200 voti di differenza. 12,36 invece per Michele Celeghin. Cosa accadrà ora? Io non ho pregiudizi nel rimanere così o fare alleanze. Non abbiamo fatto calcoli fino adesso, abbiamo una compagine forte, in politica non si sa mai, quindi vedremo a conti fatti. Abbiamo sempre scelto di correre da soli, altrimenti le alleanze si fanno prima, ecco, gli accordi si fanno prima, come magari hanno già fatto altri candidati che si sono alleati con i partiti. Ma se a Noale a sfidarsi sono 2 ex colleghi, a Scorzè la sfida è tra 2 ex quasi amici. Giovanni Battista Mestriner, ex sindaco sostenuto dal centrodestra, ha ottenuto il 46,39% e la sindaca uscente Nais Marcon, che lui stesso appoggiò 5 anni fa, sostenuta da 2 civiche, che ha raggiunto il 32,32%. Per quanto riguarda possibili alleanze, il candidato di centro-sinistra Antonio Losetti, che ha ottenuto il 21,29%, si è detto disponibile alla discussione. Il primo candidato però si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Da lei abbiamo ricevuto solo insulti, calunnie, contumelie, cose vergognose in una campagna elettorale. Lei si è prestata a un gioco sporco fatto contro di noi. Noi non facciamo giochetti intrallazzi di partito, accordi con questi e con quelli. Noi siamo quelli che ci siamo presentati, continueremo così, siamo primi e quindi guardiamo la cosa con estrema fiducia, perché il nostro messaggio è passato alla cittadinanza e siamo sicuri che fra 15 giorni ci sarà una bella festa. Nessuna replica dalla sfidante. Dovendo combattere contro un avversario così importante, sapevo che era una battaglia difficile da portare avanti. Sono felicissima di essere arrivata al ballottaggio e farò la mia parte fino in fondo, come ho fatto finora, e dovrò prendere i contatti con i miei prima di tutto per organizzarci un po' meglio e vedere come affrontare le ultime 2 settimane, che saranno sicuramente molto intense. Cambiamo argomento. Omicidio di Giulia Cecchettin. È stata fissata a luglio la data per l'udienza preliminare per Filippo Turetta. È stata depositata nelle scorse ore la richiesta di rinvio a giudizio per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, in carcere per aver barbaramente ucciso la sua fidanzata Giulia Cecchettin nel novembre del 2023 e aver gettato il suo corpo in un dirupo. Il giudice ha immediatamente fissato la data dell'udienza preliminare per il 15 e 18 luglio. La Procura di Venezia infatti aveva sollecitato tempi rapidi per il processo. Lo studente di ingegneria è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, crudeltà, efferatezza, sequestro di persona, occultamento di cadavere e stalking. Turetta potrebbe anche decidere di parlare in aula, una scelta che valuterà insieme ai suoi legali. L'atto del giudice è stato notificato anche agli avvocati della famiglia Cecchettin, Papagino e i fratelli Elena e Davide. Giulia Cecchettin è stata uccisa la notte dell'11 novembre. Filippo Turetta l'ha ammazzata dopo aver trascorso con lei il pomeriggio al centro commerciale Nave de Vero a Marghera. L'aggressione, prima in un parcheggio di Vigo Nuovo, a pochi metri dalla casa della giovane, l'ha finita a calci e pugni e a coltellate, ben 75, quelle inferte nel parcheggio della zona industriale di Fossò. Poi l'occultamento del cadavere gettandolo in un canalone vicino al lago di Barcis. La fuga di Filippo Turetta è terminata una settimana dopo il delitto in Germania, ad Halle. Nel suo PC i carabinieri hanno trovato le prove della premeditazione, con ricerche effettuate dal giovane prima del delitto di modi per neutralizzare una persona e poi l'acquisto di nastro adesivo e sacchi neri. Torniamo a Venezia, dove le affittanze turistiche si estendono anche a interi palazzi comprati in blocco. Una raccolta firme di residenti obbligherà il comune a occuparsi della questione. Gli sfratti sono tutti tristi e dolorosi. Questo è emblematico perché perdiamo 100 abitanti in un colpo solo, abitanti equivalenti in case popolari costruite per le classi meno agiate che diventeranno un residence turistico, e per noi è inaccettabile.
La solidarietà espressa durante lo sfratto all'ultima inquilina rimasta in questi 2.500 metri quadri di appartamenti, una volta di edilizia pubblica ad Orsoduro, va al di là del caso specifico, che è solo uno dei tanti, perché oltre ad altri nuovi alberghi, a Venezia ci sono 8.000 affittanze turistiche in continua crescita, non solo più di singoli appartamenti, ma di interi palazzi comprati in blocco. È la velocità con la quale la trasformazione che era già in atto è stata adottata in questi 4 anni, di cui io sono presidente di municipalità, è straordinariamente folle, nel senso che ormai non si contano più anni ma mesi le trasformazioni. Ci sono interessi economici molto forti, è chiaro che ci sono anche connivenze politiche e questo purtroppo è un problema che la politica deve affrontare. Se non riusciamo a porre un argine a queste speculazioni, Venezia muore. Tutto il comune perde abitanti, ma a Venezia, dove da 40 anni si barattano i residenti con i turisti, di veneziano tra poco resteranno solo le mura. Questo fenomeno sta diventando inquietante e se non si adottano cure da cavallo potenti il rischio di una turistificazione definitiva è concreto. La raccolta firme è stata protocollata e avremo a breve una prima convocazione della commissione competente per discutere un regolamento sulle locazioni turistiche che impedisca questo tipo di speculazioni. Oltre alla sostenibilità ambientale, anche una sostenibilità sociale nei programmi delle 10 località balneari riunitesi al Summit del Mare. Se non rispondiamo a questo problema, noi ci troveremo che andremo al ristorante e non potremo mangiare, andremo al ricettivo e non troveremo chi ci ospita. Accanto alla sostenibilità ambientale esiste anche una sostenibilità sociale nei programmi delle 10 località balneari del Veneto unite a Venezia nella terza edizione del Summit del Mare per promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile con un lavoro dignitoso per tutti. Come sempre ogni comune presenta un progetto sul tema. Il sindaco di Eraclea, Nadia Zanchina, ad esempio, sulla sostenibilità in tema lavorativo e familiare. L'azienda che noi porteremo come modello nel nostro progetto è un'azienda che mette in primo piano il lavoratore. A me ha detto lo stipendio è interessante il primo mese, nel secondo diventa un diritto, dal secondo mese in poi il lavoratore deve star bene in azienda. Presidente della conferenza dei sindaci della Costa Veneta e primo cittadino di Cavallino Treporti, Roberta Nesto intende sollevare un tema che poi inevitabilmente dovrà essere trattato a livello nazionale sulle condizioni del lavoratore del turismo. Abbiamo bisogno di ammortizzatori sociali proprio per lottare contro questa precarietà. Abbiamo bisogno di fare dei ragionamenti con gli istituti bancari, perché poi quando uno vuole comprare casa non può farlo perché magari ha un contratto stagionale. Abbiamo bisogno anche di verificare la retribuzione. Noi dobbiamo lottare affinché siano persone ben pagate, perché fanno un lavoro che di per sé è faticoso. Io dico sempre che in 3-4 mesi concentrano quello che uno fa di solito il lavoro in un anno e quindi vanno adeguatamente retribuite. Originario della costa veneziana, l'assessore regionale Francesco Calzavara è un imprenditore anche nel ramo alberghiero. È la vera sfida riuscire a fare qualche mese in più, magari non di altissima stagione, ma che questo permette di diluire le assunzioni, garantire a questi giovani che vogliono ancora lavorare nel turismo un periodo più lungo ed evitare delle forme che ci possono essere, ma io credo che siano ormai marginali di sfruttamento. Sono segnali preoccupanti quelli che arrivano dal settore manifatturiero veneto, l'allarme lanciato dalla CISL. Raccogliamo in queste settimane diversi segnali d'allarme rispetto all'andamento del settore manifatturiero in Veneto. Dal calo della produzione industriale degli ordinativi dopo i 2 anni di grande ripresa del Covid, alla ripartenza di alcune crisi di grandi imprese venete. È un grido d'allarme che deve trovare al più presto una risposta dalle istituzioni, quello del manufatturiero veneto, settore strategico, comparto vitale, fiore all'occhiello della produzione regionale. Oggi, denuncia la CISL, in forte rallentamento e abbandonato a se stesso. Il sindacato lancia la proposta degli stati generali del manufatturiero veneto per ridefinire le strategie economiche, garantire lavoro di qualità, sostegno alle aziende e rilancio dell'industria. Riteniamo che in questo momento sia necessaria una lettura complessiva di quello che sta succedendo in questo comparto, quello industriale manifatturiero, che è la colonna portante dell'economia del Veneto. Temiamo anche che questa fase politica, questa campagna elettorale, ma anche l'incertezza politica che accompagnerà il Veneto probabilmente nel prossimo anno sia un rischio, perché questo invece è il momento di prendere delle decisioni.
Secondo il segretario generale di CISL Veneto, Gianfranco Refosco, non si può commettere l'errore e la leggerezza di trascurare questi segnali di criticità del manufatturiero. Occorre una riflessione e un dibattito tra sindacati, istituzioni e associazioni datoriali per stabilire quali sfide siano più urgenti da affrontare e ridefinire globalmente le politiche industriali. Noi ci appelliamo alle organizzazioni sociali, a quelle economiche e alla politica regionale e locale per costruire una sorta di stati generali dell'industria del Veneto, perché i cambiamenti che sono intervenuti necessitano di azioni nuove e di azioni condivise. Emiliano Biracu, già vicepresidente dell'associazione, è stato eletto presidente di Conferesercenti Metropolitana Venezia Rovigo. Biracu subentra a Cristina Giussani, che ha ricoperto la carica per 14 anni e ha annunciato il proprio impegno a rappresentare gli interessi dell'economia del territorio, coniugando l'equilibrio tra imprenditori e lavoratori. Con gli scenari incerti legati alle guerre in Ucraina e Israele, ha detto, è fondamentale unire le forze e trovare soluzioni innovative per sostenere e rilanciare il settore. Aumenti salariali e turni di lavoro, ma anche sicurezza e lotta al precariato sono stati tra i temi portanti trattati a Mestre durante l'Assemblea regionale della FIOM. A Mestre erano presenti tutti i segretari provinciali e il segretario nazionale Antonio Silvestri per l'Assemblea Generale della FIOM del Veneto. Al centro delle richieste votate favorevolmente dai lavoratori c'è l'aumento salariale di 280 euro mensili e la revisione delle norme che regolano l'erogazione del premio perequativo per un riconoscimento più esteso. Altro punto cardine, il contrasto alla precarietà, sia negli appalti che nei contratti a termine. In tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si vuole dare più spazio ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e più formazione. Un'altra proposta riguarda l'avvio di una fase di sperimentazione per una riduzione dell'orario di lavoro che progressivamente raggiunga le 35 ore settimanali a parità di salario per difendere l'occupazione nei processi di transizione industriale, sostiene la FIOM, e migliorare la qualità della vita delle persone e la produttività. Venerdì prossimo prenderà il via il consueto raduno annuale degli alpini di Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Si partirà dal Passo della Mauria alle sorgenti del Tagliamento con la staffetta del ricordo che arriverà fino al mare, mentre a Bibbione saranno inaugurate le mostre sugli alpini e la loro storia. Poi sabato mattina la Santa Messa Alpina a Cesarolo, presieduta dal Vescovo di Pordenone, mentre alle 18 sempre a Bibbione l'alzabandiera ufficiale e a seguire la serata con cori e fanfare. Infine domenica mattina lo sfilamento con partenza da Piazzale Zenit, tutti eventi che Antenna 3 seguirà con servizi nei nostri telegiornali, ma anche con dirette per vivere tutti insieme l'adunata triveneta degli alpini a Bibbione. State con noi, grazie invece per averci seguito in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, vi auguro una buona serata, arrivederci.